Tralasciando le 4 finali consecutive con il parziale di 3-1 per Calvisano, Rovigo e Calvisano si sono affrontate 4 settimane or sono al Battaglini con i bersaglieri che sono riusciti a spuntare solo l'ultimo respiro con una meta di Guido Barion al termine di un match di altissima intensità, forse la più bella partita degli ultimi anni nel campionato dell'eccellenza. E aspettare di organizzarsi per partire, lì c'è stato un buon guadagno e poi adesso si riprova. Ancora Calvisano pericolosissimo, vicino alla linea di meta. Sta andando oltre il team di Massimo Brunello, arriva la prima segnatura. La trasformazione di Novijo, parte il tucumano, bandierina sul 7-0 Calvisano. Un certo lavoro a favore del Rovigo, perché insomma c'è stato qualche mischia in più vinta da Rovigo, a parte attenzione questa. Tuivaiti. Il drive mi sembrava abbastanza... Attenzione 2-1 dal Ziglio, meta Calvisano. La trasformazione di Juan Novijo non entra, per cui team capolista anche nel campionato d'eccellenza, campionato che riprenderà la settimana prossima. Tutto molto semplice, cedono le prime linee, però Tuivaiti la tira fuori, semenzato per Lucchini all'interno su Davis, grande offload su Paz, la capacità di tenere viva l'ovale di Enrico Lucchini, è la seconda volta che lo vediamo oggi con gesti del genere. Venditti alto. Davis ferma l'abbrivio della seconda linea calvina, ex nazionale under 20. Zdrilic, l'impatto su Cioffi e Udiete. Ancora Tuivaiti, bassissimo il neozelandese, altra fase veloce Venditti, lo scarico su Biancotti. Ancora Calvisano, pericolosissimo con Fischetti, punta d'amico, scivola via in mutande. Non termina la propria azione però il pilone sinistro romano. Attenzione qui al largo, eccolo qui con Zdrilic, ma dalla meta 22 a 0, è quello che basta al team di Brunello. Ancora sollecitati gli avanti, seconda linea d'attacco Chiesa, prova un varco, non lo trova, messo giù da Davis. Casilio riesce per Lucchina, elementare Susio, una sfida fisica, se ne va Susio, la quarta meta del Calvisano. Dul battesse l'Heidelberger, Rovigo si qualificherebbe per... Molto attivo, molto pronto fisicamente e molto reattivo, mi è piaciuto molto soprattutto nel primo tempo. Da qui parte il carrettino del Calvisano, Jimmy Tuivaiti, la meta del Calvisano. Una partita può andare così, però è ovvio che il Calvisano ha gonfiato i muscoli oggi. Si era mosso un po' troppo in anticipo, il piede di Chillon, poco angolo. Il drop di Chiesa a finire il match in realtà è un modo per dire o la va o è lo stesso, tanto sono in vantaggio di 34 punti. O la va o la va, nel senso che finisce la partita. Qui finisce la partita con la vittoria del Pataro Calvisano per 34-0. Grazie Antonio. Grazie a te Andrea e buon proseguimento.